AstraZeneca, tra poco le decisioni del CTS, rafforzata raccomandazione per uso sopra i 60 anni. Per i più giovani, seconda dose con Pfizer o Moderna. SES rilevante, aperta inchiesta sulla morte di Camilla. Scende ancora l'indice di contagio, a rischio basso tutte le regioni tranne la Sardegna. Da lunedì zona bianca, più della metà del paese. Niente coprifuoco e restrizioni per oltre 30 milioni di italiani. G7 in Cornovaglia, sul tavolo del summit, la ripresa dopo la pandemia, la lotta al cambiamento climatico e la sfida alla Cina. 1 miliardo di vaccini ai paesi poveri. Draghi oggi incontrerà Johnson, domani Biden. Lodi, scontri durante un presidio di lavoratori della logistica, 9 feriti, 1 grave, la denuncia dei sindacati aggrediti da picchiatori organizzati con bastoni e taser, la polizia non è intervenuta. Stasera all'Olimpico Italia-Turchia apre gli europei di calcio, torna il pubblico sugli spalti, attese 16.000 persone, in tribuna anche il presidente Mattarella, la finale a Wembley l'11 luglio. Buongiorno, benvenuti al TG3. C'è attesa sulla decisione del Comitato Tecnico Scientifico sul vaccino AstraZeneca per i più giovani. Dopo